Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Continuo a vederli mentre annaspano in acqua, a raccontare la terribile esperienza del naufragio vissuta 3 giorni fa al largo delle coste di Lampedusa e un giovane ragazzo di 22 anni originario della Costa d'Avorio. Sulla scia degli ultimi avvenimenti è stato recuperato il cadavere di un immigrato. Si tratta del 6° corpo recuperato negli ultimi 3 giorni davanti le coste dell'isola. L'avvocato Dario Fazio del Foro di Catania ha diffuso una nota circa la presunta aggressione denunciata dal sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare. Nessun episodio sarebbe visibile dalle telecamere del bar dove sarebbe avvenuto il fatto. Il legale così ha provveduto a depositare una denuncia per calunnia e altri reati nei confronti del sindaco e dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Muscatello. Oltre 300 anfore di età punica sono state individuate nel mare di Pantelleria a 130 metri di profondità, ad alcune centinaia di metri di distanza dal porticciolo di Gadir. Il sito archeologico è stato documentato da un gruppo di subacquei altofondalisti che ha rilevato una grande distesa di anfore sparse lungo la fascia di 400 metri. Scene che fanno rabbrividire quelle avvenute negli Stati Uniti, precisamente a Waynesburg. Un padre ha sprigionato tutto l'astio che riservava dentro di sé contro la figlia piccola di 6 anni. L'uomo ha picchiato continuamente la figlia per punizione fino ad arrivare a seppellirla viva nel giardino di casa, lasciandola per una notte intera. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.